amore sopra ogni cosa. Appena sceso dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concubillo ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso la funesta delle cagnette a cui aveva soprato l'osso. Mani con mani di un paesino non brillano certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitarono all'inventiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come tornano al termine, si sa che la gente dà buoni consigli se non può vendere il cattivo esempio. Forse una vecchia maestra da moglie, stanza mai figli, stanza di voglie, si prese la briga dicendo il gusto, dica da tutto il consiglio giusto, e rivolgendosi alle connude, la vostra poco parole pure, il frutto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costruito. E quell'anno dal commissario dissero spensa la caserme, quella schifosa troppo niente, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli stili i carabinieri al loro dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme gli accompagnano per primo treno. Commissario sequestrato,